È partito il servizio relativo alla garante dei diritti dell'adolescenza e dell'infanzia. Il professore Pira stamattina era con noi in una riunione alla presenza del comandante dei Carabinieri Ditto e del brigadiere Baschiera, degli uffici, l'architetto Vella, la dottoressa Piraneo, la dottoressa Mallia e il geometra Giacomazza, nonché alla presenza dell'assessore a Rama Domenico Coco. Si è parlato di futuro, si è parlato di percorsi educativi che hanno come centro i ragazzi, la loro formazione, la loro crescita, e si è parlato di un servizio che ripartirà, che riguarderà appunto l'elezione del baby consiglio comunale, laddove i ragazzi possono, diciamo, capire, vivere la politica attiva e partecipare appunto alla gestione amministrativa e con proprie proposte, con proprie iniziative, oltre a tutto quello che riguarda il garante, che è appunto la segnalazione di eventuali situazioni di criticità, l'ascolto, l'aiuto e il supporto alle famiglie e la captazione di eventuali criticità che riguardano i ragazzi e il mondo cyber. Si è parlato tantissimo di cyberbullismo e è un tema attuale, con anche, diciamo, tutte le ripercussioni negative che un uso improprio di questi mezzi può dare, con esiti, e le cronache ce lo dicono, tante volte infausti. La proposta di regolamento che io ho fatto al Consiglio Comunale per l'istituzione di questa figura importantissima, accolta dal Consiglio Comunale all'unanimità, è una proposta che mette al centro i ragazzi e il futuro. Abbiamo detto che sono i tessitori della speranza e del futuro, le nuove generazioni, ma noi dobbiamo creare le basi affinché si possa crescere ed educare questi ragazzi a dei percorsi virtuosi, al rispetto delle regole, della legge, ai principi della legalità. Quindi, che dire, sempre più nella direzione della bellezza, sempre più convinti che noi siamo il presente e i ragazzi sono il presente, ma bisogna gettare le basi per un futuro in linea con un ambiente che deve essere rispettato e con un atteggiamento di crescita e di educazione e del rispetto degli altri. Oggi la prima riunione del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza di Realmonte con i carabinieri, con le forze politiche, rappresentanti dell'amministrazione. Abbiamo provato a gettare le basi per un lavoro che è quindi un minimo di cronoprogramma che poi deve servirci per poter lavorare insieme. È un momento bello perché significa garantire quelli che sono tutti i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in un momento in cui vediamo che nel mondo questi diritti molto spesso vengono disattesi.